Tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di martedì 5 agosto e quarta eliminatoria del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2025. La prima registra la definizione di Gaia Alter, lo schieramento Gullit, Gessus Home, George dei Greppi. Gaia Alter è ritirata, Goblin di Poggio, Gillistar dei Room, poi Grengen Bigi, Grandi Mille, Ghibli dei Greppi, Gaia's Life. Questo è lo schieramento, macchina che accelera velocissimo dall'esterno e Gillistar che cerca di sfilare e lo fa in 50 metri. Velocissimo Crescenzo Maione a cogliere la testa dall'estremità dello schieramento e a condurre davanti a George dei Greppi. Seconda posizione rimane comunque Gullit e George dei Greppi deve accodarsi, più indietro gli altri. Intanto Gillistar dei Room ha completato i primi 200 in 15,3, è seguito sempre da Gullit e George dei Greppi. Poi in quarta posizione c'è Goblin di Poggio che avanza sulla progressione di Ghibli dei Greppi, anticipa e offre così la schiena all'avversario. E intanto 31,3 per i primi 400 e 600 che se ne vanno in 48. Ha preso in mano Gillistar dei Room dopo il lancio svelto, soprattutto la prima parte con lancio davvero molto molto sostenuto dall'estremità dello schieramento. Ora completa il mezzo miglio in 1,3. Frazione in 15 comunque, seconda posizione sempre per Gullit davanti a George dei Greppi. Si impegna all'esterno Goblin di Poggio che ha chiuso netto favorito, mentre all'esterno c'è anche Ghibli dei Greppi, poi Gessus Home. Tanto 1,18,7 per i 1000 metri iniziali. Si affronta il secondo passaggio davanti alle tribune, la situazione è invariata, in vantaggio è sempre Gillistar dei Room nei confronti di Goblin di Poggio all'esterno, alla corda Gullit, al largo Ghibli dei Greppi. Cerca dalle retrovie di farsi luce anche Grengen Bigi, parziale in 15,1 e si arriva così all'altezza dei 600 conclusivi con Gillistar dei Room che continua a condurre nei confronti di Gullit e Goblin di Poggio in pariglia. Ancora Ghibli dei Greppi che viene via in terza ruota a 500 dalla conclusione, quando allunga Gillistar dei Room e Goblin di Poggio sembra in evidente calo. Calo netto di Goblin di Poggio a 350 dalla conclusione, sopravanzato da Ghibli dei Greppi. Alla corda c'è sempre Gullit. Poi il tentativo in terza, quarta corsia da parte di Grengen Bigi, entra in vantaggio Gillistar dei Room addirittura. Gillistar dei Room in testa a 100 dalla conclusione. Gillistar in grado di allungare nel finale per vincere ancora comodamente nei confronti di Gullit, mentre il terzo posto all'interno lo fa Gaia's Life. 1,17,6 sul doppio chilometro, 31,1 ancora a chiudere. Bel percorso di testa di Gillistar dei Room che conferma una buona condizione ma soprattutto una gran partenza che gli permette di correre al comando e di controllare la situazione. I primi 10 punti dunque a Crescenzo Maione con questo bel primo piano. Gillistar dei Room, secondo posto per Gullit, al terzo è il numero 10 di Gaia's Life, poi più indietro George dei Greppi. Il successo dunque che arride a Gillistar dei Room, Crescenzo Maione, Edoardo Baccalini per la scuderia Starlight.